Diplomi di maturità falsi rilasciati grazie alla complicità di pubblici ufficiali, tra cui presidi e insegnanti. È quanto scoperto dalla Procura di Agrigento, che ha disposto il sequestro di 22 diplomi di scuola superiore. Le indagini risalgono al 2014. Si ipotizza una presunta associazione a delinquere finalizzata al conseguimento di diplomi di maturità favoriti dietro pagamento di somme di denaro. 3.500 euro a studente, camuffati come retta di partecipazione. I magistrati parlano di dimostrata ed incondizionata connivenza di pubblici ufficiali, presidi insegnanti ed incaricati di pubblico servizio, personale di segreteria appartenenti a 4 distinti istituti paritari. La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha ritenuto gravi gli indizi di colpevolezza, acquisita agli atti dell'indagine, ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza di 22 diplomi di scuola media superiore irregolarmente conseguiti nell'anno scolastico 2014-2015 da altrettanti studenti. La Procura ha convocato per domani una conferenza stampa al Palazzo di Giustizia per illustrare nel dettaglio le risultanze dell'operazione Diplomat, eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ragusa, espletata nell'ambito di un procedimento penale inizialmente incardinato presso la Procura di Ragusa e successivamente trasferito per competenza territoriale alla Procura di Agrigento. Dalle indagini è stato possibile rilevare sul territorio regionale la presenza di un sodalizio criminale dedito alla commissione di più delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, con particolare riferimento all'indebito rilascio di diplomi di maturità. In particolare gli investigatori hanno controllato le attività di un centro di istruzione non riconosciuto dalle autorità scolastiche che aveva base logistica ispica in provincia di Ragusa e saldi rapporti con scuole paritarie con sede a Licata e Canicattì in provincia di Agrigento ed un'altra sede a Catania. Nel corso del controllo sono stati sottoposti a sequestro probatorio ingenti somme di denaro.